Gli elettori del PD sono chiamati a scegliere il segretario nazionale e quello regionale del partito. Domenica 30 aprile si vota, ci sono più di 100 seggi in tutto il territorio metropolitano, dalle 8 alle 22. Mi raccomando, venite a votare, portate il vostro parere perché è importante il ruolo di un partito in una società democratica, ma è importante che i nostri elettori esprimano la loro linea politica venendo a votare. Per la mozione Orlando si candida alla segreteria veneta il politologo Giovanni Tonella. I 3 punti, 4 essenziali, quello di avere la separatezza tra il segretario nazionale e il Premier, quello di avere chiarezza sulle alleanze, quello di mettere al primo piano le povertà e quindi tutte le questioni che guardano la debolezza che in questo momento noi stiamo vivendo come cittadini. Il candidato dei renziani alla guida del PD regionale, invece il sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Bisato. Renzi è stato il premier che in questi ultimi 20 anni ha portato più risorse nella città di Venezia. Ha portato risorse in maniera notevole, soldi veri, che serviranno nel rilancio per esempio di Porto Marghera e non solo, e quindi della creazione di nuovi posti di lavoro e di infrastrutture assolutamente necessarie per il rilancio della nostra città. Dissentono i sostenitori della mozione Emiliano, che non esprime alcun candidato alla segreteria regionale. Per loro Renzi e il suo governo sono stati responsabili di una sostanziale indifferenza ai problemi di Venezia, nonché di una perfetta identità di vedute con il sindaco Luigi Brugnaro. Credo che si sia fatto molto poco per gestirla bene. Non si sono date risposte a dei problemi urgenti che sono oltretutto all'attenzione anche dell'UNESCO e riguardano il controllo del turismo, riguardano la risoluzione da dare al transito delle grandi navi per il bacino di San Marco